Questi venti di odio e antisemitismo sono ancora molto forti nel mondo e sorgono in questi giorni. 20 di odio e di antisemitismo. A parlare è il rabbino capo della comunità ebraica di Verona e di Vicenza. Un messaggio che viene lanciato nella città dove sabato scorso si è scatenato l'inferno durante il corteo dei centri sociali contro Israele alla Fiera dell'Oro. Una manifestazione che contestava la guerra a Gaza. Sì, quello che è successo nella Fiera di Vicenza è veramente brutto. È triste vedere che ci sono ancora questi movimenti, queste forze che vogliono creare odio. E hanno addirittura manifestato quando il padiglione israeliano alla fiera non c'era. E loro hanno manifestato contro una cosa che non c'era, c'erano 2 o 3 persone singole, negozianti, che vendevano, ma non c'era un padiglione contro cui hanno manifestato, quindi è una cosa assurda. Voci dalla manifestazione che si è tenuta nel cuore di Vicenza dal titolo Uniti contro l'antisemitismo, in vista del giorno della memoria che viene celebrato il 27 gennaio. Nell'occasione sono stati diffusi dati sulle aggressioni agli ebrei in Italia da quando è iniziata la guerra a Gaza. Dal 7 ottobre, gli atti del 7 ottobre in Israele, gli atti di antisemitismo sono aumentati del 350% in Italia e hanno colpito soprattutto il nord del paese, il nord-est e il nord-ovest del paese. La sensazione che ci sia un ritorno grave di antisemitismo è forte ed è urgente. L'antisemitismo è un problema grave, noi siamo qui per dire no all'antisemitismo, siamo qui per dire che Israele ha diritto di esistere contro chi la vuole cancellare, siamo qui per ribadire anche che la Palestina ha diritto di essere liberata dal terrore, i palestinesi hanno diritto a un loro Stato libero e democratico, siamo qui soprattutto per la pace.